Ci troviamo al Parco Sigurtà con Alice Garbi, che spesso accompagna i nostri visitatori all'interno del parco e oggi ci racconterà il mondo dei narcisi. Siamo sotto l'eremo, che è questa piccola chiesetta che racconta della parte storica del giardino, e in questa parte di giardino nascono spontanee le bulbacee che di solito poi voi vedete anche nelle aiuole. Adesso è il momento dei narcisi e anche il narciso è un fiore, una pianta geofita, quindi rimane per tutto l'inverno sotto la terra, si alimenta di sali minerali e zuccheri e adesso dà il meglio di sé. Narciso è raccontato sempre da Ovidio nelle sue Metamorfosi. Narciso era un giovane molto bello, e talmente tanto bello che non perdeva tempo per specchiarsi e cercare di rimirare la sua bellezza. Un giorno però Cupido scherzò con lui, gli spettinò i capelli e gli pitturò il viso, e lui, ricercando la sua bellezza in un laghetto, tanto si mosse che cadde rovinosamente. Ovidio racconta sempre di queste morti rovinose in questo specchio d'acqua. Al suo posto crebbe un fiore bellissimo che ha il capo ripiegato quasi a specchiarsi verso un ipotetico laghetto. Il termine narciso deriva proprio da questa parola narcaos, narcotico, se ci pensate, perché il suo profumo, quando lo si sente, è molto intenso e può stordire.